aspettiamoci sgambetti, bucce di banana, comunque difficoltà di carattere burocratico. Il presidente del Consiglio regionale ne è convinto, non sarà l'ultimo ostacolo sul traguardo del referendum per l'autonomia del Veneto. Quel pasticciaccio brutto di Roma, potremmo dire citando Carlo Emilio Gadda. Il caso ormai è noto, il Ministero dell'Interno dice no all'uso della tessera elettorale che ogni avente diritto al voto deve esibire al seggio assieme al documento di riconoscimento. Il motivo? Non è stato spiegato, tuona Palazzo Balbi, come se quello del 22 ottobre fosse un sondaggio, non una consultazione con tutti i crismi, normata da una legge regionale, per di più confermata dalla Corte Costituzionale. Insomma, un siluro burocratico in piena regola a 2 mesi dal voto. Quando facciamo i referendum per le fusioni dei comuni, ed è una legge regionale che incarna quel tipo di consultazione, viene usata normalmente la tessera elettorale. Questa cosa sembra fatta apposta per inceppare la macchina elettorale, per mettere appunto i bastoni fra le ruote. Gli astensionisti puntano il dito. Zai e la regione già lo sapevano da quando si è trattato di trovare l'intesa con le prefetture per la operatività. Replica Ciambetti, ci siamo trovati di fronte a un dato di fatto ormai a ridosso dei limiti di legge, un rifiuto che peraltro non viene motivato a dovere. Allo stesso tempo però assicura una soluzione c'è. Stanno già trovando delle soluzioni alternative, però sicuramente è una cosa che dà fastidio, è una cosa che fa capire quanta paura ci sia nei ministeri di questo tipo appunto di consultazione che viene fatta in Veneto.